comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera voglio e forza Napoli. Discussione VAR. Sta succedendo alla fine del mondo. Sta succedendo alla fine del mondo. Solo perché? Solo perché io ieri, visto che non è stata lei in grado di prendersi i 3 punti, non è stata lei in grado di prendersi i 3 punti, voleva aiuto. Ma la giustizia divina è grande, sì, e quindi, visto che la giustizia divina ha fatto il suo dovere, i dirigenti tra allenatore, giocatore e via dicendo, gli brucia adesso un po' il culo, e con questo vi do un rimedio, non fissan, perché quello ormai è andato fuori modo. Pigliato Bepandenol, che è un numero 1, quello è il numero 1, che va buono pure per i tatuaggi, figuriamoci a culo, figuriamoci a culo, domazzo questo, figuriamoci, io sto ancora godendo, perché? E questa cosa qua, visto che voi non c'è stato, no, non c'è stato, perché il vostro motto dice vincere non importa, è l'unica cosa che conta, voi non c'è state, quindi voi basta che guardate la reazione quando annullate il gol di Mandzukic, guardate un poco chi lo di palla in Palermo, chi lo mu così e là nel Palermo si stava muto zitto, e lo qua vicino all'albero, chi là un poco le otti, Guaini che ha cacciato ciato, che mo giustamente sta dal Bronx, cacciato ciatis, che voleva parlare. Mucco limone, mucco con tutta la scorta. Quello era un gol che andava annullato. E vado a sta muta, sì, 12-13 secondi. Ho letto un commento di un Rubentino. Sì, ma ha ragione Allegri, perché il VAR va utilizzato con una certa logica, così no, 12-13 secondi. Vi state lamentando che il VAR è andato indietro di 12-13 secondi. Se VAR e si indietro di 30 anni lo lavasse tutte le scudette, tutte le scudette. Quell'azione, vi voglio ricordare, che partiva da un fallo gomitato meno gomitato, che lui là per me era russo, perché aveva scumato di sangue a Papu Gomez, e l'ha detto stesso lui, per me era russo, perché chi è un fallo, e quindi mo perché era fuori ora, certo, voi mo siete intelligenti, dice, mo visto che guarda, non facciamo i falli in aria, e terrammela fuori ora, chi la guarda non può intervenire, invece no, Bepandenol, in tuo culo, Bepandenol, tutto bucaccio, spremito, e infilati là, ma come si fa? Ma come si fa? Voi negate l'evidenza e ti ha venuto il rubare. Avete finito di rubare, come vi dicevo, avete finito di rubare, perché ieri, se non ci stava questo San Benedetto VAR, ma ci battezzato San Benedetto VAR, se non ci stava quello, voi volevo fottuto una di 3 punti, invece no, moccoli mo, con tutta la scorza, cioè limonitica, moccoli mo. Non ne parlò Allegri, Chiellini, manca a farlo apposta. Chi si sta lamentando del VAR? Faceteci caso, chi è che si sta lamentando del VAR? Tutte i rubentine, da Allegri, da Chiellini, da Chillu, ma viene pure lo schifo un numero, Chillu Zuzzulli là, Zullea, e non lo voglio manco a numero, se che la conduttrice là, e la buona a fare, solo i pregherò, solo che la buona a fare, solo i pregherò,
Chi sa se sa fa? Buona, ma quello secondo me è bravo a dire fa. Ma per piacere, è vergognoso. Perché? Perché non vanno dati 3 punti. Non vi ha dato il motto che vi appartiene. Vincere non importa. È l'unica cosa che conta. Ma che beppe motto tenete? Ma tu stai scritto, questo è calcio, è calcio. Poi non sta scritto da nessuna parte che non può intervenire il VAR. E certo, se il Lichtsteiner avesse fatto un fallo, che si sarebbe interrotto un'azione, ripresa e poi sarebbe venuto il gol, beh, là è normale, avete pure ragione. Ma là, quell'azione l'ha proseguito e dopo 12 secondi avete segnato. Quindi andava visto e annullato. Ci pare proprio che voi è pavato l'arbitro, ci pare proprio. Ma mi dicetemi a me che bippa ha visto da Cappella Sistina. E visto che non abbiamo mai visto. Il telecronista Rai, quando stavo facendo per radio, no? Perché l'ho sentito pure un po' per radio, ha detto, quando avvistiamo loro, perché loro lo vedono, eccetera, eccetera, ha detto, se tu sei no, non è rigore. Quando ha fatto, ragazzi, guardando l'arbitro, non era rigore. Come si fa a dare un rigore del genere? È pavato, che che cazzo dice, aspettate un momento, ma volemo, però non vi preoccupate, vi accorgo. Il problema è un su, che a voi non vi sta bene che il Napoli sta là. Lo sappiamo troppo bene che comunque è provvisorio, tanto può essere definitivo, quello che sia. Io lo so perfettamente, io sono innamorato del mio Napoli, lo so perfettamente che il campionato, stiamo alla 7ª giornata, è lunghissimo, io non mi esalto, io mi esalto e vivo il momento. Quindi non ci scassato un cazzo, ma vuol dire senza bip, se vogliamo esultare di questa cosa e gioire, perché vedere la mia città, sì, la mia appartenenza, che sta in coppa a tutti, pure in un punto, 2 punti, che mo è 2 punti, però pure in mezzo punto, che sta a coppa pure, è sempre una soddisfazione. È anche vero che alla fine i conti si fanno alla fine. Ok, sono d'accordo. Ok, ma quello che dici, non ci scassato bip che vogliamo esultare, quindi mo state muto e non rosicate. Non rosicate. Chi là non sa che dice. Giuliano il VAR è scandaloso. Solo per voi è scandaloso. È vero che brucia il culo quando vi mettete a bevande, no? È vero che vi brucia, perché se avesse capitato pure a noi, se avesse capitato, beh, sì, ma a noi capita una volta ogni morte papa, e voi capita sempre. Quando non siete in grado di vincere le partite, a voi capita sempre, capita. Ecco, questo è il fatto, perciò vi dicevo, le partite, se tu erai, e perciò mi incazzavo pure quando con noi, se tu non erai o gol perché è fuori gioco, eccetera, e compagnia bene, la partita cambia psicologicamente, la metti diversamente e quindi dai avvantaggio a chi ha fatto il gol e quello che sia. Quindi ieri confermo un'altra volta, se non c'era il VAR, lui le ho rubate nati 3 punti, le ho rubate. Altri 3 punti, mi esiste la giustizia divina, questo è. Papu Gomez, a me mi piace proprio assai. Ieri, voglio dire solo questo, poi vi abbandono. Ha ridicolizzato il vostro Messi, Il vostro Messi, Sì, ha ricordato chi là che ha sbagliato le rigore? Chi là? È vero che i rigori li sbaglia chi li tira, bravo, e che la giustizia divina, fa pure rima, è vero che i rigori li sbaglia chi li tira, ma questa è la giustizia divina. Mucco, limone, Rubendi, mucco. Ieri Papu Gomez l'ha ridicolizzato. Guardate un attimo questa azione. E 2, e 3. E 2, e 3. Avete visto?
Asciamanuti, quelli il vostro Messi, asciamanuti, cavapozzi, Messi, ma non vi mettete in scuola, manca dice un nome, lo paragonocchi, manca questo vi mettete in scuola, vi brucio culo che sta a coppa buia, giustamente, ma brucia. Lo so perfettamente, ve lo ripeto un'altra volta che è momento, ma non ci scassato cazzo. Io voglio godermi il momento, la mia città, la mia appartenenza, sta coppa pure. E mo state muti, non rosicate troppo e non parlate assai di war. Io sono convinto che pure su fatto war mo cambieranno qualche in corsa qualcosa. Ma sta troppa munnezza ormai su. Ciao, voglio un bacione e sempre forza Napoli, a goduria. Ciao, voglio e forza Napoli. Boom,